Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Paolo Flegar, che è l'incoming president, è corretto, del Rotary Club Trieste International. Buongiorno. E poi siamo in compagnia di Antonino Veneziano, che invece del Rotary Club Trieste International è il prefetto. Così si dice, tipo Hogwarts in pratica, mi pare che abbiamo già detto l'altra volta che ci siamo visti in questa veste. Con i nostri due ospiti parleremo intanto di un appuntamento che è in programma domenica 11 maggio, quindi domenica prossima, alle 18 nella Sala Luttazzi, nell'ambito della rassegna Una luce sempre accesa. È una sorta di concerto di primavera, chiamiamolo così, e vede protagonista la flautista italo-slovena Melanie Imperia. Pensate, classe 2007, quindi già per questo bisogna invidiarla, oltre che per essere appunto, c'è un curriculum molto molto importante che magari poi dirò, accompagnata da Luca Delle Donne al pianoforte. Anche lui ha un po' più anni, per dire la verità, però insomma è un nome che a Trieste si conosce. Il tutto si inquadra in io non so se è corretto parlare di service anche in questo caso, ma comunque diciamo in una serie di iniziative che il Rotary Club Trieste International porta avanti per quanto riguarda i giovani e per quanto riguarda la cultura. Mi pare che ho introdotto la cosa, poi daremo ancora altri ragguagli per quanto concerne il concerto. Sempre di più, no? Flegar, quando si parla dell'attività del Rotary, si nota quanto essa sia diversificata per certi aspetti. No? Certo. Cioè, ci sono dei service dedicati alla ricerca, alla medicina, però ce ne sono anche altri dedicati appunto a cultura, arte e giovani. Una cosa che io amo sottolineare, soprattutto con chi non conosce il Rotary e non lo vive dall'interno ma lo vede solo dall'esterno, è proprio il fatto che l'azione del Rotary cerca un impatto, quindi evita di fare beneficenza. Il Rotary non fa beneficenza, non dovrebbe farla, alle volte piccole cose escono, però l'importante è agire sulla causa che genera il bisogno della beneficenza. Quindi agli amici, sorridendo, dico: guarda, se hai sete e non hai l'acqua, noi non ti portiamo una cisterna d'acqua, ti costruiamo il pozzo, che è una cosa diversa. E molti service sono quelli più soddisfacenti anche per noi soci, sono quelli che prevedono l'utilizzo del nostro tempo e delle nostre capacità, perché il Rotary è un'associazione di professionisti fondamentalmente, come Antonio. Nello spettacolo ci sono gli ingegneri, ci sono gli avvocati, i medici. Quindi è questo dedicarsi alla comunità nella quale si vive, nella quale vive il Rotary di ogni luogo, di ogni paese nel mondo, a fare la differenza. Questo. Come vengono scelte le iniziative? Ma le iniziative è una questione di bisogno, nel senso che si valuta sull'ambiente che noi viviamo, quindi la nostra città, nel caso specifico Trieste, andiamo ad ascoltare le esigenze appunto della città che ci ospita, andiamo ad assecondarle, a valutarle, a vagliarle, e poi c'è un direttivo che quantomeno valuta quali sono quelle più non necessarie, perché sono tutte necessarie, quelle che hanno un maggiore impatto, un maggiore bisogno di intervento immediato, e quindi si parte da quelli. Poi in realtà si vorrebbe risolvere e assecondare e gestirle tutte, quindi l'impegno è quello di intervenire laddove ci sia la necessità di farlo. I tempi però sono i tempi che chiaramente abbiamo, perché dobbiamo una alla volta assecondare quindi le più esigenti, le più importanti al nostro modo di vedere le cose, a nostro avviso, e quindi ci concentriamo prima su quelle. Poi avete anche una sorta di, devo porre la domanda in maniera giusta, nel senso, altre realtà sono un osservatorio privilegiato su quelli che possono essere determinati bisogni della città. Rotary anche di questo si occupa. In questo caso però mi pare di capire che si guarda proprio alle potenzialità, in questo caso di una concertista, in altri casi anche di
di altri giovani o di altre realtà appunto che voi avvicinate. C'è questo, no, di leggermente diverso in fin dei conti. Quello che hai detto prima, noi non facciamo beneficenza, però No. capite dove determinati fondi, mettiamola così, anche se il termine non è correttissimo, possono essere impiegati, insomma. Certo, soprattutto io trovo che sia particolarmente meritevole da parte di qualsiasi associazione, gruppo di volontari, qualsiasi azione che mette al centro i giovani, in un contesto storico come quello attuale, con le difficoltà, con tutto il parlare che si fa relativo ai social network, all'uso dei telefonini, quando si trova qualcuno che mette al centro il giovane e ha modo di valorizzarlo, beh, anche quello diventa service, diventa mettere il giovane nelle possibilità e nelle condizioni di fare bene poi un percorso di vita che in questo momento, nel momento in cui noi andiamo ad agire, inizia. Melanie è la prima, diciamo, che beneficerà di questo evento. L'altro anno abbiamo avuto una pianista ucraina che è stata ospite di una nostra conviviale, e nel corso della mia presidenza, che inizierà a fine giugno, c'è la volontà di seguire qualche altro service dedicato, ripeto, a giovani, che possa essere un ambito sportivo, culturale o musicale, come in questo caso, quello poco importa. L'importante è che la persona che ne beneficerà e che otterrà il nostro supporto anche operativo, gestionale, organizzare un concerto sembra nulla, ma Antonio lo sa meglio di me, richiede molto impegno in termini di tempo. Ecco, questo è una cosa che differenzia questo tipo di service dagli altri, però grosso modo rappresenta bene quella che è la varietà di attività e di interessi che un club Rotary deve saper sviluppare. Quando parliamo, Antonino, di cultura, no? Purtroppo c'è sempre il rischio di pensarla, soprattutto nel nostro paese, e questo è davvero imperdonabile, come una sorta di Cenerentola, no? Non mi ricordo chi disse quella frase aberrante: con la cultura non si mangia. C'è ancora questo stigma, oppure le cose stanno un pochettino cambiando? Forse con la pandemia si è capito qualche cosa in più. Beh sì, allora diciamo che noi veniamo da un retaggio storico particolare, perché noi veniamo dalla commedia dell'arte, e all'epoca c'era il capocomico che si portava col suo carretto gli attori, e lo scopo era quello di intrattenere. Siamo un po' rimasti quello sostanzialmente, nonostante poi i vari personaggi politici, i vari governi si impegnino a cambiare le cose, ma la cultura ormai è un qualcosa è un imprinting, questa è una modalità atavica di pensarla in questo modo, credo che non cambierà mai sostanzialmente. Però c'è un impegno a capire che la cultura è la base del nostro essere italiani, perché noi siamo italiani non per qualcosa in particolare, ma cioè non per tante cose, ma per questo qualcosa in particolare che è anche la cultura. Viviamo di cultura, il nostro paese è il più grande contenitore culturale del mondo, e quindi dopo la pandemia, per questa grande mancanza, quindi la possibilità di accedere a un museo piuttosto che a una pinacoteca, piuttosto che andare a vedere uno spettacolo dal vivo, ci si è reso conto che la cultura è fondamentale. Nel caso specifico il Rotary pensa anche a questo, pensa a dare visibilità e opportunità a queste persone, a questi ragazzi che sono giovanissimi. Io faccio questo di mestiere, so quanto è stato difficile ed è difficile portare avanti questa professione, perché molti non la ritengono neanche tale, c'è nato prima, però l'obiettivo del nostro club appunto è quello di dare visibilità e mettere questi giovani ragazzi in un contesto valido, importante, una sorta di vetrina che possa dargli giustizia e possa inserirli e incanalarli pian pianino nel mondo dei professionisti. Allora, questa è una domanda che faccio sempre perché mi incuriosisce molto. La durata in carica di un presidente del Rotary quant'è? Un anno. Ecco, un anno. io mi domando, è tanto o è poco? Allora, per chi la sopporta sulle proprie spalle,
può essere tanto, specie se uno è impegnato professionalmente. Beh, certo, penso che nella attività. maggior parte dei casi questo Sì, è chiaro che se succede, se c'è un pensionato, è chiaro che gode del suo tempo e vi può dedicare più spazio. L'anno, secondo me, è abbastanza corretto, perché permette con una giusta preparazione di organizzare le attività dell'anno, ma anche perché uno modo... sa con molto anticipo quando entra in carica, e quindi conosciamo già il nome del prossimo, che quello che seguirà me, Barbara Seppi, c'è già stata nominata e lei entrerà in carica 26-27. È quello che poi alla politica italiana manca, no? Noi siamo molto... la politica italiana manca parecchio, ma questo permette una programmazione, un'organizzazione. Sì, no, questo è anche vero. Un anno è corretto laddove riesce a stimolare un po' tutti i soci a partecipare alle attività, sia non solo la presidenza, ma c'è anche un direttivo, ci sono delle riunioni da mandare avanti, quindi l'annualità credo sia il giusto mezzo, il giusto equilibrio. E non può essere rieletto, o sì? Può essere rieletto. Può essere rieletto. Sì. Ci sono club dove per vari motivi... E questo vale per tutti i Rotary? Sì. Io ci tengo anche a ricordare che a Trieste abbiamo 4 Rotary. Sì. E invece i prefetti? I prefetti cosa? Quanto durano? Chiaramente sempre un anno, è preferibile che sia un anno, poi magari possono essere rieletti, ci sono dei club, proprio... Cambia tutto, ogni anno cambia il presidente, può cambiare anche il segretario, come può cambiare il prefetto, possono cambiare, tante volte si cambia, anche perché appunto il Rotary è cercare di questa ruota che gira, c'è circolarità, il simbolo stesso della ruota. Per rendere tutti i soci partecipi dell'attività del club. Allora, abbiamo tempo ancora? Sì. Intanto, ecco, per inquadrare Mélanie Imperia c'è una biografia, ha iniziato a frequentare il Conservatorio Tartini, poi dopo per esempio c'è una dichiarazione di Robert Wynn, che è stato primo flauto della Royal Philharmonic Orchestra e che oggi docente alla Scuola di Musica e Ballo di Colonia. Non lo dico in tedesco perché fa paura, dice: è una musicista di grande livello, dotata di straordinaria sensibilità e motivazione, potrà raggiungere importanti traguardi nel mondo musicale. Fra l'altro, poi non dimentichiamo anche, e le facciamo tanti auguri, che stante l'età a giugno sosterrà l'esame di maturità, quindi insomma si studia lo strumento, però dopo si studia, si va avanti anche con la scuola, quindi insomma è davvero è importante sottolineare anche questo. Laddove invece per quanto riguarda il programma che sarà eseguito, sarà un programma che va dal classicismo ai primi del Novecento. Gli autori sono Donizetti, Fauré, Reinecke, Gann, Martinù e Hue, spero di aver pronunciato giusto, che sono stati scelti proprio per valorizzare le qualità espressive del flauto e del pianoforte. Come si accede bisogna prenotare, bisogna fare qualcosa, basta arrivare là, insomma. L'ingresso è libero, quindi io invito tutti quelli che hanno un'oretta, un paio d'ore di tempo la domenica sera a partecipare, perché si ha la doppia valenza di far vivere come è nelle intenzioni dell'assessorato alla cultura del comune e la sala Luttazzi, quindi la si mantiene attiva e vitale, e si dà un contributo anche di presenza, di calore ad una ragazza che secondo noi lo merita. È chiaro che l'ingresso è gratuito, ma poi il service si esplica laddove ci sono dei fondi da destinare adesso o in futuro a questo tipo di attività, quindi è richiesto un contributo libero assolutamente, nessuno si deve preoccupare di portare la cravatta come abbiamo noi, come amiamo fare noi rotariani, o molti di noi rotariani. Si può venire come si desidera, è una domenica pomeriggio, speriamo di bel tempo, quindi speriamo di vedere tante persone. Allora, ripetiamo, è ingresso gratuito, non occorre prenotare né niente, basta essere presenti alle 18 inizia, per cui avete tutte tutti i ragguagli
per arrivare. Vi ricordo allora la manifestazione organizzata e promossa dal Comune e anche organizzata con la collaborazione dell'Associazione Culturale UAP. Sì, di cui io sono presidente, quindi in collaborazione con noi abbiamo fatto questa cosa. Sì. Ok, allora io ringrazio Antonino Veneziano e Paolo Flegar per essere stati con noi. Buon lavoro ad entrambi e per i Rotary e per le vostre altre attività. Poi con te ci vediamo anche presto, martedì della prossima settimana. Ricordatevi allora, ore 18, Magazzino 26, Sala Luttazzi, questo concerto di primavera promosso dal Rotary Club Trieste International. Grazie ancora, adesso andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. C'è stato un incendio all'alba in via Carmelitani 7, 20 persone evacuate, 12 in ospedale per accertamenti, grave una 79enne intossicata, salva invece la sua cagnolina, ipotesi cortocircuito all'origine del rogo. Fiamme nella notte in un appartamento al terzo piano di via Carmelitani 7 a Gretta. È successo attorno alle 4. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni condomini e si sono precipitati in forze con 2 squadre, l'autoscala, il capoturno e il funzionario di guardia per spegnere l'incendio, facendo evacuare lo stabile, circa una ventina di persone. 12 di queste sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, tra cui una donna incinta. In 6 hanno ricevuto le cure, tra queste la donna che abita nell'appartamento che ha preso fuoco, che è stata intubata e si trova ora in gravi condizioni. Si tratta di una 79enne presa in carico dal 118. La donna ha inalato molto fumo, che si è sprigionato dal suo alloggio dove si trovava assieme al nipote, intossicato in modo più lieve, e una cagnolina che non ha riportato conseguenze. Arrivati sul posto c'era l'incendio, avevamo una signora anziana che si era rifugiata sulla finestra della camera e il nipote in bagno. Siamo entrati in appartamento, spento, evacuato tutta la palazzina, portati fuori anche loro 2 e consegnati alle cure dei sanitari. Adesso non so dirvi le condizioni, ma erano coscienti e tutto quanto. Abbiamo trovato un cane a posto, vivo, tranquillo. Sulle cause dell'incendio si sta facendo chiarezza. In un primo momento l'ipotesi che si è fatta largo è stata quella di uno scoppio a cui è seguito il rogo. Ma c'è stato uno scoppio? Non so dirle niente. Adesso è tutto al vaglio, quindi vedranno, indagheranno. Poi sono emersi dettagli relativi al malfunzionamento di un elettrodomestico, un cortocircuito che avrebbe innescato l'incendio. Lo stabile è di proprietà dell'Ater, il personale si è presentato questa mattina assieme ai periti per le prime ispezioni. Davanti al portone una distesa di vetri e alcuni asciugamani, sui pianerottoli molte pozzanghere d'acqua, esito dell'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile. Tutti gli inquilini evacuati hanno potuto far rientro a casa, ad eccezione dell'alloggio da cui è scoppiato il rogo e da quello al piano di sopra. Da una prima analisi sembra che l'accaduto abbia provocato grossi danni al solaio, oltre a quelli più comunemente riconducibili all'azione del fuoco, come intonaci anneriti e parti ammalorate. Tutto abitabile, tranne logicamente l'interno 7 dell'incendio appartamento dove ha preso fuoco e l'appartamento sopra, l'interno 10, che dovranno un attimo valutare il solaio calpestabile, un po' la struttura, quanto caldo ha preso. Ed ora la testimonianza di uno degli inquilini dell'edificio evacuato. I campanelli suonare, no? Porta, no? Sul momento non ho pensato a quella cosa lì, no? Poi sempre più, battere le porte, una roba e l'altra. Sono venuto fuori dalla porta e ho visto un fumo, una vampata di fumo che mi ha... Ho chiuso e poi mi sono vestito alla veloce. Ma c'erano già i vigili del fuoco? Dopo sono venuti. Ma quindi a bussarla sono stati i vicini che l'hanno avvisato? I vicini, quello di sopra, no, mi bussava, no, e i campanelli che suonano, non so chi che era. Ecco. Poi lei è sceso e ha aspettato i soccorsi? Non sono sceso niente, sono corso nel pergolo, ho aspettato perché non potevo venire giù, perché era tanto fumo che non vedevo niente. Ecco. Sta bene lei adesso? Sì, abbastanza bene, ecco. Teso un po', ma sì.
suo alloggio è abitabile, non ha problemi? Così ci hanno detto che è abitabile, che sì, che non ha problemi, meno male, ecco. Nei nostri appartamenti penso che sia tutto, no? Ecco, però è una persona di fronte a me che deve essere un invalido dentro, non so come se l'hanno portato in ospedale. La frattura di una vertebra riscontrata sul corpo di Liliana Resinovic è stata causata da una manovra di routine effettuata durante la prima autopsia. A fugare ogni dubbio una memoria del tecnico che l'ha eseguita. E Giacomo Molinari, quarantenne preparatore anatomico di anatomia e istologia patologica a Cattinara, a fugare ogni dubbio attraverso una memoria inviata alla procura. È certo che la frattura riscontrata sulla vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic è stata provocata da una manovra effettuata durante la prima autopsia. Quella che fino a qualche ora fa era rubricata come indiscrezione, come ipotesi tutt'al più, è dunque una certezza. Molinari, nella memoria, ha ricostruito quanto accaduto l'11 gennaio 2022, quando ha assistito il medico legale Fulvio Costantinides durante l'autopsia sul cadavere della 63enne rinvenuto pochi giorni prima nel parco di San Giovanni. Di fatto, per consentire di capire se vi fossero segni di violenza fra il collo e le spalle di Liliana Resinovic, Molinari aveva sistemato dietro le spalle del cadavere un presidio particolare. Per valutare se vi fossero segni di terzi a livello di tessuti, ha eseguito una manovra di iperestensione del collo, trainando in senso posteriore il tratto cervicale. Durante l'operazione, Molinari aveva anche sentito il rumore tipico di un osso che si fratturava e quindi constatato la rottura di una delle prime vertebre toraciche. La manovra era necessaria, in casi analoghi si riscontra proprio questo tipo di frattura. Per questo motivo Molinari non aveva segnalato quanto accaduto e probabilmente sempre per questa ragione Costantinides non aveva indicato la frattura nella sua relazione. Seguendo il caso, Molinari si era soffermato su un articolo che riferiva i dettagli di questa frattura, evidenziata dalla consulenza successiva affidata alla patologa forense Cristina Cattaneo. Dopo essersi consultato con la direttrice della struttura, si è dunque rivolto agli inquirenti per fornire una lettura, a suo dire definitiva, di quanto accaduto in Sala Settoria. La nuova procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini, si è insediata questa mattina nel corso di una breve cerimonia a Palazzo di Giustizia davanti al collegio e al presidente della sezione penale e rispondendo ai giornalisti ha indicato tra le priorità anche il caso Resinovic. Ovviamente non posso dirvi nulla a proposito, però quello che è certo è che comincerò a vedere le carte, lo specifico, e per formarmi un'idea, per vedere l'attività di indagine che deve essere fatta, sarà uno ovviamente degli obiettivi prioritari. Rispondendo al fuoco di fila di domande dei giornalisti a margine della cerimonia di insediamento, la nuova procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini, ha indicato tra le priorità della procura anche il caso Resinovic, ma il rilievo mediatico nazionale che sta avendo il giallo della morte di Liliana non pone particolare pressione a un lavoro che, ha spiegato, va fatto bene e in fretta. Io non ho pressione, cioè bisogna fare le cose fatte bene e farle con priorità, senza pressione, senza essere in qualche modo subordinati a quello che può essere un problema dei mass media. Dobbiamo lavorare in maniera serena e veloce. L'insediamento di Patrizia Castaldini ha avuto luogo questa mattina nel corso di una breve cerimonia al Palazzo di Giustizia davanti al collegio e al presidente della sezione penale. 61 anni, di origini ferraresi, ha lavorato in passato in Calabria come pubblico ministero ed è stata procuratore capo in Sardegna prima di approdare a Trieste. Tra i problemi della città di cui ha già avuto informazione, la neoprocuratrice ha posto l'accento tra l'altro sulla microcriminalità giovanile. Molto peggiorato perché i giovani, proprio molto ragazzini, commettono anche reati molto rilevanti, anche con l'uso di armi, con l'uso anche di coltelli. Come dicevo prima, è un problema culturale, perché quando arriviamo noi il danno purtroppo è fatto, un impegno che deve essere preso all'interno delle famiglie, all'interno della scuola. C'è un lavoro di sinergie, di scambio di informazioni, di indagini comuni con la procura minore, però anche questo, ribadisco, è un fatto culturale. Ora dovremmo essere collegati con la sala
operativa della polizia locale. Ci aspetta l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno Cernecca. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora inizierei un attimino col dire cosa è successo la mattina. Le nostre pattuglie hanno effettuato alcuni rilievi di sinistri stradali, 2 a carattere di solo danni materiali e 1 con un ferito di lieve entità. E per quanto concerne la viabilità, al momento abbiamo solo da segnalare in via Murat la presenza dei vigili del fuoco che da questa mattina sono impegnati per un controllo di loro competenza sulla facciata di un edificio. Sul posto comunque è presente anche una nostra pattuglia per viabilità, in quanto con i veicoli in mezzo alla strada, chiaramente i veicoli dei vigili del fuoco. E abbiamo avuto la segnalazione di alcuni lavori a carattere d'urgenza e iniziamo con uno che è stato fatto comunicato per un guasto sulla linea telefonica in via Costalunga nei pressi del civico 111, mentre questa sera dalle 18:30 verrà effettuato un restringimento della carreggiata nei pressi del civico 39 in via Mazzini, sempre riguardante dei guasti sulla linea elettrica, quindi lavori per conto a Cegas. E ricordo ancora in passeggio Sant'Andrea la presenza di un senso unico alternato regolato da semaforo nei pressi di piazzale Chino Alessi. E per il pomeriggio manifestazioni o quant'altro non avrei da segnalare, per cui vi ritornerei la linea augurando un buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori. Grazie assistente Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Facciamo adesso un salto in Viale D'Annunzio perché i lavori per la pista ciclabile volgono al termine. La prossima settimana si concluderà la pitturazione in resina dei marciapiedi. Vediamo l'intervista con l'assessore Babuder realizzata da Gianluca Paladini. La prossima settimana termineranno i lavori di pitturazione con la resina, per cui restituiremo gli spazi anche agli esercenti con la possibilità, con la bella stagione, di poter mettere fuori dehors. Abbiamo realizzato alla fine di Viale D'Annunzio, qui in corrispondenza di Largo Sonino, regolarizzato dei parcheggi ulteriori e anche in via Raffineria, avendo posizionato dei diversi stalli per il carico e lo scarico delle merci più vicino agli esercenti commerciali, torneranno ad essere disponibili tutti quelli che in precedenza erano riservati, per cui la via Raffineria, che adesso dovrebbe essere impercorribile o percorribile solo per i bus, tornerà a disposizione dei cittadini e soprattutto dei residenti, sia per muoversi sia anche per parcheggiare in maniera regolare senza il timore delle sanzioni. Sono sempre stato un po' titubante, lo dico, nel realizzare le ciclabili, soprattutto perché difficilmente vengono apprezzate e comprese. In questa zona è stato un intervento all'inizio anche molto contestato. Non nascondo di ricevere diversi ringraziamenti da chi invece adesso vive quei nuovi marciapiedi in termini proprio di abitazioni, che non ha più la macchina in cucina, in salotto, in soggiorno, ma riesce ad uscire. Allora, domani gli alpini di Trieste partiranno alla volta di Biella per unirsi alle altre penne nere per la 96esima edizione della Dunata Nazionale. La sezione triestina ricorda l'impegno in ambito civile e sociale durante tutta la sua storia. Uno dei nostri fiori all'occhiello è proprio la protezione civile, non solo quelli di Trieste, perché siamo tutto sommato in pochi, ma tutta la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini è sempre attiva in tutti i campi. Non è solo una festa, ma anche una celebrazione di valori. Manca poco la 96esima Adunata Nazionale degli Alpini, in scena a Biella, venerdì, sabato e domenica. Come sempre, anche le penne nere di Trieste saranno protagoniste, anzi, nella giornata conclusiva del raduno apriranno la sfilata delle sezioni del Friuli Venezia Giulia e la nostra emittente trasmetterà l'evento in diretta. Una celebrazione di valori, dicevamo, ma anche del sacrificio, mettersi a disposizione per aiutare e ricostruire, come insegna la storia del Corpo degli Alpini. Con tutte le specialità, dalla
parte sanitaria, ai squadre cinofili con varie specializzazioni, noi abbiamo i cucinieri anche, per dire, perché ogni reparto, ogni sezione ha dei propri incarichi ben definiti e quindi siamo operativi al 100% in qualsiasi situazione. Voglio anche ricordare che purtroppo ricorre l'anniversario del terremoto del Friuli del 76, in cui la sezione di Trieste e tutte le sezioni degli alpini d'Italia si recarono proprio a lavorare nel Friuli per ricostruire il Friuli. La sezione di Trieste era anche responsabile di un campo di lavoro, in quel di Attimis, e in quel campo di lavoro noi in quel periodo prendevamo le ferie per andare a lavorare gratis ovviamente ad Attimis a ricostruire le case. Quindi vedete che si continua questa linea rossa che lega gli alpini al volontariato, che lega gli alpini all'amicizia, che lega gli alpini all'amore di patria. È una cosa assolutamente incredibile questa della Dunata. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo ancora parecchi servizi da farvi vedere. A più tardi. Torniamo in Viale D'Annunzio per tornare, chiedo scusa per la ripetizione, all'ipotesi di utilizzare la galleria da un lato come metropolitana pedonale, da un lato come parcheggio. Ha spiegato meglio tutto quanto ancora l'assessore Babuder e sempre tra l'altro a Gianluca Paladin. Vediamo allora. Soluzioni a lungo termine ovviamente comportano anche delle ipotesi progettuali che voi ieri avete in qualche maniera svelato. Dall'ampliamento di Parco San Giusto allo sfruttamento della galleria di Viale D'Annunzio che si collega con quella di San Vito, prevedendo un sistema di pedane mobili in grado di portare cittadini e turisti alla parte retrostante del parcheggio di Via del Teatro Romano. Non solo un collegamento, ma anche un'infrastruttura sotterranea che garantisca altri posti macchina. Un'opera indirizzata sul lungo termine che già la nostra emittente ieri ha svelato come concrete ipotesi. La necessità è quella di gestire al meglio la viabilità cittadina, visto l'esponenziale crescita del numero di turisti presenti tutto l'anno in città. Abbiamo l'obbligo anche di definire e di far occupare primariamente i parcheggi che ci sono di cintura, quindi per creare quel grande anello che consenta anche delle più ampie pedonalizzazioni. La nostra controproposta, diciamo così, in termini amichevoli, che poi viene rivolta a Interparking, ma che potrà essere rivolta anche ad altri soggetti, è quella di sfruttare invece anche le gallerie e quindi dei percorsi suburbani di cui la nostra città è densamente, dico per il passato, purtroppo piena, ma che devono diventare una ricchezza sia, come avete dimostrato, in termini di mobilità pedonale, possibilità di costruire dei parcheggi interrati e al contempo di collegare il centro cittadino, San Giacomo, San Giusto, arrivando anche fin dietro al Teatro Romano. Parliamo di un'opera imponente che deve tenere conto di molteplici fattori. La necessità di garantire anche un accesso dalla zona sud, da chi proviene da oltre la galleria, e di far sì che chi proviene oltre la galleria abbia un sistema o di parcheggio o di trasporto funzionale per arrivare anche in centro. Quindi l'allargamento che si potrebbe sviluppare anche con il soggetto gestore di Interparking potrebbe essere proprio questa prima ipotesi di studio. Più in generale e per il breve termine, per decongestionare il traffico cittadino, l'amministrazione comunale e i vari gestori sostengono che serve un sistema di indirizzamento ai parcheggi. Proprio io li ringrazio perché la prossima settimana avremo un incontro tecnico presso i miei uffici proprio su questo, per definire quali sono anche le disponibilità dei diversi soggetti gestori di parcheggi di strutture pubbliche che operano a Trieste. La contrazione delle rinfuse liquide pesa sul bilancio complessivo del primo trimestre 2025 del porto di Trieste. Lo scalo giuliano ha movimentato il 4,25% di merce in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Nonostante il difficile contesto economico internazionale segnato da rallentamenti della domanda, incertezza e tensioni geopolitiche, i porti di Trieste e Monfalcone chiudono il primo trimestre 2025 con risultati in chiaroscuro, tra inevitabili flessioni e performance da record. Il porto di Trieste ha movimentato complessivamente 13,59 milioni di tonnellate di merce, in calo del 4,25% rispetto allo stesso periodo del 2024. A pesare sul bilancio e soprattutto la contrazione delle rinfuse liquide, meno 12,34%, legata a interventi di manutenzione su alcune raffinerie connesse alla rete TAL. Brillano però gli altri comparti strategici. Il traffico container tocca il miglior primo trimestre della sua storia, con 237.534 TEU, più 34,75%, trainato da un mese di marzo da record, più 39,34%. Crescono anche i container su navi Ro-Ro, 31.717 TEU, più 11,30%, le merci varie, 4,9 milioni di tonnellate, più 14,62%, e il traffico Ro-Ro, 77.618 unità, più 2,35%. In aumento anche le toccate dell'autostrada del mare da e verso la Turchia, più 8,61%. Male le rinfuse solide, meno 26,32%, seppur con segnali incoraggianti nel traffico cerealicolo, più 12,23%, e dei prodotti metallurgici che raddoppiano. Sul fronte passeggeri si registra un forte rallentamento delle crociere, con appena 2.370 croceristi, meno 37,73%. Tiene invece il traffico ferroviario con 2.084 treni movimentati, meno 0,38%, nonostante le criticità lungo i valichi alpini. Il porto di Monfalcone si distingue per una crescita decisa, 1,19 milioni di tonnellate, più 54,88% nel trimestre, grazie soprattutto alle rinfuse solide, più 63,23%, dominate dai prodotti metallurgici, più 54,44%. Positivi anche i dati su merci varie, più 26,76%, e veicoli commerciali, più 33,16%. In forte espansione anche il traffico ferroviario, con 537 treni, più 15,24%. Donata Vianelli è la nuova rettrice dell'Università di Trieste. Entrerà in carica il prossimo 1 agosto. Io nel programma ho sviluppato proprio un vero piano strategico che prenderà in considerazione tutti gli ambiti universitari e poi lavorerà molto sul miglioramento delle politiche per gli studenti, per il personale e soprattutto anche nei rapporti con il territorio. Ha già un piano strategico di crescita la nuova rettrice dell'Università di Trieste, Donata Vianelli, economista nata a Vicenza, professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese, ha vinto il primo turno con 552 voti e si insedierà il prossimo 1 agosto, diventando la prima donna a guidare l'Ateneo. In questo caso è stata una campagna molto alla pari perché eravamo 2 donne, quindi non c'era alcun vantaggio di essere di genere femminile e certamente forse essere donna dà un vantaggio nel guardare anche all'organizzazione molto l'aspetto proprio legato alla persona, al benessere lavorativo, al welfare. Vianelli è attualmente direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, Matematiche e Statistiche ed è stata delegata dal Rettore per l'orientamento. Io sono ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e quindi ovviamente mi occupo molto di strategia, di crescita e di rapporti col territorio e io penso l'Università di Trieste, anche rispetto al nostro territorio, rappresenta il 10% della popolazione triestina e penso che ci siano veramente tante eccellenze. Alla prima conferenza stampa era presente anche la seconda candidata, Ilaria Garofalo, che ha ottenuto 341 voti e che ha augurato subito buon lavoro alla nuova rettrice. Farò anche del tutto perché per il mio piccolo, col mio piccolo contributo l'università possa continuare a crescere, laddove è necessario, certo ci sarò sempre. Infine Vianelli ha rivolto un appello agli studenti. Lavoriamo assieme per il prossimo sessennio perché loro hanno tante idee e io e la mia governance riusciremo a metterle in pratica. Occupiamoci adesso della presentazione della prossima stagione di balletti e opere del Teatro Verdi. Partirà con 2 spettacoli che si alterneranno in scena ed è stata presentata con un certo anticipo rispetto al consueto.
I 7 spettacoli, uno in più rispetto a quella ancora in corso, che compongono la stagione 2025-2026 del Teatro Verdi, presentata ieri con notevole anticipo, se messi in fila cronologicamente potrebbero raccontare come il teatro musicale classico, Il Barbiere di Siviglia, Le Nozze di Figaro, Il Trovatore, Romeo e Giulietta, Madama Butterfly, abbia poi attraversato il territorio della ricerca fonica, Electra di Richard Strauss, ed abbia proposto momenti di riflessione e denuncia, ascesa e caduta della città di Mahogany. Si apre in realtà con Figaro. Gli spettacoli rossignano e mozartiano si alterneranno dal 28 novembre con la regia di Pierluigi Pizzi. Sono opere scritte sul medesimo testo di Beaumarchais e abbiamo affidato l'ideazione di entrambi i lavori a un grande maestro della regia e della scenografia, che è Pierluigi Pizzi, che per la prima volta fa un'opera originale per il nostro teatro. Sono nuove produzioni del Verdi, come il Gounod diretto da Paolo Valerio, coprodotto con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e lo Strauss, che chiuderà la stagione alla fine del giugno prossimo. Che manca dal nostro cartellone dal 1978, che avrà in scena anche cantanti importanti già visti qui sul palcoscenico del Teatro Verdi, e che sarà rappresentata nell'edizione grande, quella con una grande orchestra, con una messa in scena anche in questo caso innovativa, perché avremo l'orchestra disposta sul palcoscenico con la scena che si svolge nell'avanscena, come dire nell'imitazione di una tragedia greca veramente. La collaborazione con Reggio Emilia per Weil riporta sul podio Beatrice Venezzi, laddove per Verdi, coproduzione francese e Puccini, si tratta di allestimenti di repertorio. Detto dello spettacolo di danza Petit, Weldon e Pastor, ci sarà Eleonora Abbagnato, resta da sottolineare la presenza di artisti del calibro di Anna Pirozzi, Yusuf Eyazov e Chris Merritt, di Enrico Calesso, direttore stabile del Verdi sul podio, e fra i registi di Henning Brockhaus. È tutto, vi ricordo che oggi ci rivediamo alle 17:55 con Trieste in diretta, ma vi ricordo anche che oggi c'è la puntata di Ring, e durante la puntata di Ring ci occuperemo del caso Resinovic, con il nuovo colpo di scena della notizia della vertebra rotta. Però nel dibattito politico che lo precederà ci saranno Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle, Antonio Calligaris della Lega, Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia e Igor Treleani di Fratelli d'Italia. Ci vediamo più avanti, buon pomeriggio a tutti, a più tardi.